Ben ritrovati a tutti voi ad un'ennesima puntata di Notizie Speciali. Grazie alla creatività di due giovani napoletani innamorati della propria città, da oggi sarà possibile fare un giro turistico anche in sella ad una Vespa. Dario Bonfantino insieme ad Ambra Serù sono gli ideatori di questa iniziativa davvero originale che già sta riscuotendo un grande successo. Sì, perché è un modo nuovo per far vedere la città, soprattutto in 4-5 ore turisti, non solo, perché abbiamo avuto anche dei clienti napoletani, possono vedere non soltanto le bellezze paesaggistiche ed architettoniche della città, ma soprattutto capire come vive il napoletano. Ecco perché anche il nostro slogan, che parafrasando una canzone di Carosone, wannabe napoletano, proprio a sottolineare l'orgoglio di appartenenza che noi abbiamo per la nostra città. Ragazze in abiti vintage degli anni 50 sembrano recitare davvero quell'epoca. C'è stata formazione e preparazione a questo evento? Questo evento nasce da tanta passione e dedizione, e sicuramente è parecchio che ci stiamo lavorando, siamo riusciti a costruire una bella squadra, quindi siamo anche diventati un po' tutti amici, ognuno dà una mano in base alle proprie competenze. Al di là dell'amore e della passione per la Vespa e per Napoli, si fa anche l'occhiolino un po' al turismo, no? Che è quel settore di cui davvero ha bisogno questa città. Sì, io sono convinto da sempre, da quando ero anche piccolino, che Napoli potrebbe andare sul tetto d'Europa grazie al turismo. Credo che questa sia l'unica strada da percorrere per una crescita economica, soprattutto in un periodo di crisi. Noi ci mettiamo le idee, ci mettiamo l'entusiasmo, però anche le istituzioni devono giocare la loro parte e creare anche un tessuto organizzativo che riesca ad accogliere i turisti da qualsiasi parte del mondo, perché ringraziando Dio il 70-80% del lavoro per noi è fatto, ce l'ha dato la natura, ce l'ha dato la storia. Ora insomma bisogna soltanto accendere la Vespa e partire, insomma. L'altra grande novità a Napoli, che raccoglie ormai grandi consensi in tutta Italia e presto anche in Europa, è la sigaretta elettronica. Mi chiedeva la signora se esiste una sigaretta come il sigaro. Sì, però giustamente chi fuma il sigaro è una cultura molto più particolare. Sigaretta elettronica, ma c'è anche chi è abituato al sigaro o alla pipa. Come vi state preparando per questo tipo di utenza? Ci stiamo organizzando ma già esistono tipi di sigarette, cioè tipi di sigari o di pipe. Noi stiamo cercando di trovare sempre un prodotto buono affinché possiamo commercializzarlo e quindi venderlo. Ad oggi quanti negozi conta il franchising? Allora, noi personalmente abbiamo già 10-11 negozi, giusto? 10-11 negozi aperti per già franchising. Stiamo addirittura cercando ieri ci hanno contattato perché vorrebbero in Europa, paese europeo, per cercare di aprire altri franchising anche in Europa. Come vi state preparando invece alla grande ira delle tabaccherie, di chi produce tabacco e tutta la catena che ne viene? Beh, purtroppo non è che noi ci stiamo preparando, noi in effetti possiamo comprendere quelli che possono essere gli attacchi che possono arrivare da altre attività tradizionali, perché giustamente questo settore, queste sigarette elettroniche hanno tolto tanto guadagno alle multinazionali del tabacco, e quindi con conseguenze un poco negative per loro, quindi è normale che dobbiamo sopperire un attimo a questi attacchi. Noi nella nostra tranquillità e nel rispetto delle leggi continuiamo questa avventura, e poi saranno le leggi o dei decreti che ci daranno dei comportamenti da assumere proprio in merito a questo tipo di attività. Appunto, vi augurate non sia soltanto una moda? Sicuramente non lo sarà, perché noi abbiamo iniziato questo tipo di attività proprio facendoci da cavie. Il fatto che c'è lui che comunque fumava 3 pacchetti di sigarette al giorno, io che ne fumavo 2, siamo arrivati al punto di eliminare addirittura le sigarette e avendo anche delle soddisfazioni personali sia nella salute che anche in casa, stando magari in famiglia, non dare fastidio al fumo nei locali, non uscire fuori magari per fumare, quindi soddisfare il proprio gusto. Ecco,
come appunto lo slogan che abbiamo cercato di emanare nella vendita delle sigarette elettroniche: perdi il vizio ma non il gusto. Certo, il bon ton deve essere un elemento principale, essenziale della vita quotidiana. Però voglio dire, ecco, la nuvoletta che noi generiamo certamente non è come la nuvoletta del fumo tradizionale, che purtroppo dà fastidio e dà problemi anche a chi è vicino. La nostra invece è un semplice vapore acqueo che si genera. Però giustamente per il bon ton noi cerchiamo sempre di evitare di utilizzarla nei luoghi dove, diciamo, è vietato il fumo, ma non perché sia un elemento nocivo, ma proprio perché cerchiamo di essere rispettosi delle persone che non possono fumare la sigaretta tradizionale e per quelle che poi non fumano addirittura. E a proposito di salute, ha fatto tappa anche a Sant'Anastasia l'ambulatorio oculistico itinerante. Il video che state per vedere ci è stato postato da un utente sul sito internet www.kl.net. Visto l'importanza che ricopre la prevenzione, oggi abbiamo deciso di svolgerlo qui a Sant'Anastasia e come si vede, diciamo, dal riscontro avuto è il caso di ripeterla, perché il glaucoma, se viene preso in tempo, si riesce a curare, quindi soprattutto la prevenzione. L'Unione crede molto in questa modalità, infatti abbiamo un camper attrezzato che gira per la Campania, per le varie città, per dare la possibilità a persone di farsi un controllo, in modo da, nel caso che ci sia un problema, ci sono dei medici ben preparati che segnalano il problema e quindi possono ricorrere a delle cure specifiche. Questa è una delle tante iniziative che noi abbiamo intrapreso su Sant'Anastasia. Nel mese di febbraio e marzo abbiamo svolto, infatti anche stamattina presso il centro di cuore si sta svolgendo una lezione di Braille e alla settimana prossima ci sarà un esame che hanno partecipato 30 tra insegnanti, assistenti e semplici, persone che volevano conoscere questo linguaggio. Quindi noi puntiamo, oltre alla prevenzione che è importante, alla formazione del personale che un domani potrà assistere nelle scuole i ragazzi non vedenti. Да. Прекрасно, заходите, присаживайтесь на это кресло. Нome e cognome, имя и фамилия. Максим Григоренко. Максим Grigorenko. Questa giornata è importante perché dà un aiuto, una mano, non solo a dottori dell'ASL, ma anche agli altri specialisti che possono aiutare a capire a pazienti che problema in realtà ce l'hanno. Nell'arco di questa giornata noi vediamo gran parte dei pazienti che non hanno problemi gravi, è già sotto controllo. Però ci sono i pazienti che devono essere indicati a fare qualche mosse più indicative verso specialisti diversi, non solo oculisti. E questi specialisti devono essere interessati pure in queste giornate di prevenzione, perché io penso che con patologie cardiovascolari che noi vediamo abbastanza spesso, i pazienti hanno problemi visivi ma non sono collegati con patologie oculari. E ora la proposta editoriale di Alessandro Iovino. Oggi desidero sottoporre alla vostra attenzione un testo forse inusuale per i lettori cristiani, per i lettori che hanno realizzato un'esperienza spirituale con Cristo, ma che io ritengo doveroso potervi presentare perché ha rappresentato motivo di riflessione anche per me stesso, in seguito a un interesse ovviamente di natura storica, per motivi di studio ma anche personale,
e perciò ritengo importante condividervi una riflessione e potervi presentare questo libro di Fernando Mezzetti intitolato Da Mao ai McDonald's, la trasformazione della Cina dal grande timoniere al capitalismo. Perché qualcuno di voi si può domandare e sottoporre questo argomento? Beh, io vi dico che questo libro rappresenta, a mio avviso, e vi assicuro, ne ho letti diversi, un testo sobrio, intelligente, acuto, approfondito, ma anche accessibile a tutti sulla storia della Cina. Perché quindi affrontare in questa rubrica televisiva questo argomento storico? Perché, sapete, i rapporti della Cina con il mondo cristiano non sono stati durante tutto il Novecento e ahimè non lo sono tuttora agli inizi di questo nuovo millennio del tutto felici, del tutto equilibrati, sani. Infatti la Cina è al centro di molte attenzioni, di molte campagne umanitarie che tentano la tutela e della difesa dei diritti per la libertà religiosa. Sapete, i cristiani rappresentano i religiosi tra i religiosi più perseguitati in questo paese e io credo che sia doveroso, sia una scelta obbligata quella da parte nostra che viviamo in una condizione di libertà religiosa qui nel continente europeo e anche nel Nord America, poter ricordare e fare sempre di tutto per poter accrescere la libertà religiosa negli altri paesi, a maggior ragione in un paese come la Cina, che è uno degli stati più importanti al centro delle attenzioni politiche ed economiche di questi ultimi anni. Ormai la Cina ha rappresentato soprattutto un crocevia di culture, soprattutto per l'avvento del comunismo, ma poi anche, come vedremo leggendo questo libro, del maoismo, che ha condizionato non solo miliardi di cinesi, la vita di miliardi di persone, ma anche ha influenzato il modo di pensare di molti occidentali che sono stati affascinati dal mondo maoista di matrice comunista. Da Mao a McDonald's è un libro che questo autore, Mezzetti, è un testo scorrevole perché rappresenta in modo, diciamo, con un taglio giornalistico la storia complessa e le lotte di potere che si sono scatenate all'interno diciamo, del mondo politico cinese. Questi avvenimenti, a mio giudizio, sono fondamentali per capire la Cina di oggi. Perché vi presento un testo di storia sulla storia cinese? Perché vi invito a leggerlo perché possiate poi capire la situazione anche religiosa in cui oggi vive la Cina. Capire quello che è successo ieri per poter comprendere ciò che accade oggi. Mi sembra evidente che non possiamo farlo se non abbiamo un quadro, ecco, chiaro, anche se pur sintetico, sulla storia di questo popolo, perlomeno dell'ultimo secolo. Io ho avuto il grande onore di conoscere l'autore Fernando Mezzetti, che è stato ed è uno dei più grandi giornalisti italiani, una persona di un'esperienza e di un bagaglio culturale davvero notevole. Ho avuto modo di passare diverse ore a colloquio con lui, vi posso assicurare che è un libro che mi ha affascinato e che ho letto tutto d'un fiato perché l'autore è simbolo di un'educazione, di un comportamento che dovrebbe caratterizzare tutti gli storici, tutti gli scrittori che trattano argomenti di storia e di teologia, perché questo autore ha vissuto concretamente la realtà cinese, da Mao a McDonald's, approfondire la storia della Cina per poter capire uno dei nodi fondamentali della storia dei nostri giorni e poter capire anche lo sviluppo del cristianesimo in un'azione così controversa come la Cina. E siamo giunti a conclusione anche di questa puntata che vi ricordo, come sempre, potete rivedere tutte le volte che volete, ovunque voi siate, sul sito internet www.kl.net, dove potete postare anche le vostre notizie speciali. Alla prossima!